Una cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Prealpina.it con il TG domenicale delle ore 19, prima parte dedicata alla cronaca. Incidente aereo ad Arcisate oggi pomeriggio perché un velivolo ultraleggero si è schiantato al suolo nella zona di via Cantello. La persona che lo pilotava, una donna di 50 anni, è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sarebbero per fortuna gravi. Da capire perché la donna abbia perso il controllo dell'ultraleggero. Sul posto, oltre a un'ambulanza, anche i vigili del fuoco. Ancora cronaca, scontro fra due auto, una persona ferita in maniera grave e trasportata in ospedale con l'elisoccorso. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Castello Cabaglio, sulla strada provinciale 45. Coinvolti nell'impatto un uomo di 26 anni e una donna di 33. La persona in condizioni peggiori è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo della propria vettura ed è stata liberata dai vigili del fuoco di Varese. Da accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso e all'elicottero, anche i carabinieri di Luino. L'incidente ha determinato la deviazione del percorso del Trofeo Binda, gara ciclistica femminile. Manifestazione di vicinanza all'Ucraina oggi a Varese, in Piazza Repubblica. Le donne ucraine hanno raccontato le loro storie e chiesto aiuto per il loro paese e naturalmente auspicato che la guerra finisca. Il servizio di Adriana Morlacchi con immagini di Angelo Puricelli, agenzia Blitz. Più o meno una cinquantina i cittadini ucraini che oggi si sono dati appuntamento in piazza San Vittore per chiedere un sostegno a tutti i paesi d'Europa e anche all'Italia contro la guerra. Tante le storie di sofferenza, persone che hanno viaggiato in condizioni anche estreme o che hanno avuto le bombe sopra la testa e che sono qui pensando ai mariti e ai padri rimasti nel loro paese. Tanti anche i messaggi di ringraziamento verso gli italiani che in tanti casi hanno messo a disposizione abitazioni private per accoglierli. L'associazione Anna Sofia, promotrice dell'evento, chiede alle istituzioni di attivarsi anche mettendo a disposizione alloggi pubblici o istituendo delle raccolte fondi. Ucraina! Buona tu sei! Ucraina! Oggi Saronno ha abbracciato idealmente il Milite Ignoto, manifestazione pubblica questa mattina per ufficializzare il conferimento proprio al Milite Ignoto della cittadinanza onoraria. Il servizio è stato realizzato da Roberto Banfi con immagini di Domenico Ghiotto, agenzia Blitz. La mattinata saronnese dedicata al Milite Ignoto è iniziata alle 10:30 nella centralissima Piazza Libertà. Si sono radunate le autorità, i rappresentanti delle associazioni locali, tanti cittadini ed i bambini della vicina scuola Ignoto Militi, dove si sono quindi spostati tutti i presenti. L'evento è stato organizzato dal Comune per ufficializzare il conferimento della cittadinanza onoraria saronnese al Milite Ignoto e la relativa delibera del Consiglio Comunale è stata consegnata ai rappresentanti scolastici. Nell'atrio della scuola è stata anche scoperta una targa. Prima i discorsi ufficiali. Quello del sindaco Augusto Iroldi è stato legato alla tragedia della guerra in Ucraina. Il presidente del Consiglio Comunale, Pierluigi Gilli, si è rivolto ai bambini presenti come custodi della memoria del Milite Ignoto. Torniamo a Varese, festa oggi pomeriggio a San Fermo, in particolare per il secolo di vita di Giovanni Melone. Presente anche il sindaco. Il segreto della longevità? Ascoltiamolo dalle parole del protagonista di questa bella storia. L'intervista è stata realizzata da Adriana Morlacchi, immagini di Angelo Puricelli, agenzia Blitz. Siamo qui a San Fermo in compagnia del signor Giovanni Melone, che tutti conoscono come Nicola, che oggi ha spento 100 candeline. Signor Giovanni, com'è arrivare a 100 anni e qual è il segreto? Stare sempre in movimento possibilmente e muoversi sempre, uscire un po' e basta. Non abusare mai a mangiare. Lei ha passato 40 anni a San Fermo, com'è questo quartiere? Tutti bravi.
Progetti per il futuro? Vivere ancora 100 anni. Quanti nipoti ha? Quanti nipoti ha, signor? Quanti nipoti ha? 80. 80. 8, per ora 8, poi magari arriviamo anche a 80. Tantissimi auguri da tutta la redazione di Prealpina e al prossimo compleanno. Siamo al calcio, campionato di Serie D. Nel recupero della 19ª ed ultima giornata di andata, il Varese è stato battuto in casa oggi a Masnago 2-1 dal Pondonnazza. 3 rigori hanno caratterizzato questo incontro. Nel primo tempo gol per gli ospiti firmato da Frugoli e pareggio del Varese realizzato da Piraccini. Nella ripresa il penalty decisivo dei valdostani da parte di Gulli. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento con il TG di Prealpina.it domani alle 13, buona serata.